Vabbè, a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Wade e oggi siamo arrivati la prima volta su Jungle Clash. So che assomiglia a Clash e l'ho voluto provare. Cioè, le truppe alla fin fine sono sempre quelle. Bombero sarebbe il granatiere, quello là sarebbe il barbaro da... come si chiama? Fucile da dietro e il razzo, vedi? O lì. Stesse identiche truppe di Clash. Soltanto che hanno, mi sa, credo un po' più di danno. Almeno così credo. Speriamo. Questo sarebbe il gigante il mitragliere. Grande mitragliere. Cioè, alla fin fine non è un brutto gioco. Però direi che si potrebbe fare qualcosa di meglio. Ma va. Apriamolo. Granatiere da portare livello 2. Bombardamento e alfa. Adesso a carte. Costa 5, cioè niente proprio. Abbiamo leggendario sarebbe Predatore, rara il cecchino, Madduk non so che sarebbe, quella di cacciatori. Ne sono molti da trovare, però rispetto a Clash già si trovano subito le leggendarie. Buio fatto ciò che mi hanno detto. Siamo in bene. Adesso non so cosa dovrebbe essere. Cos'è? Mi sto buttando truppe a random. Oh, il danno che gli fa. La madonna. Capitano ovvietà. Sblocchiamolo. E abbiamo questo contenitore. Andiamo. Bombardamento. Generale fortunato. Sbloccato nuova carta. L'alfa. Fuciliere da portare 2. E il cecchino? Il cecchino, signori. Scusa. Siamo subito ad attaccare. Nel campo non avrei bisogno di petrolio. Si accumula il tempo. Cioè alla fine sarebbe un'identica cosa, una caricatura a Clash Royale. Fine sempre la stessa. Così si so qua. Andiamo col robot. Beep beep. Il cecchino che sarebbe, se non mi sbaglio, il... come si chiama? Il moschettiere. E fa anche un bel po' di danno. Scherzando, abbiamo visto che il cecchino fa danni atroci. No, se 99 o 100. Non vorrei dire una cazzata, però non è quello. Vai, subito.
il cecchino davanti, boom, 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 vai all'asta grande, 713 passa, poco danno, se no niente proprio. C'è un altro che dà un po' di fastidio, Gli fatti un po' i fattacci tuoi. Vai che siamo portati a casa anche l'altra torre. Che so questi? Erano carini. Che bello. Che figata. E ce ne andiamo con una torre conquistata. Cioè, con 2 di vita, non si può vedere. Allora facciamolo fuori con questa specie di razzo. Sì. Boom. 3 corone. Non c'è a sbloccare. Scegliamo il nome. Ovviamente siamo Wade. Fatto. Sblocchiamo. Vediamo qua che sta. Nuova. Poi da potenziare abbiamo i fucilieri al 2, poi il granatiere al 2, il razzo, anzi bombardamento al 2, uno dei contenitori omaggio di oro, un alfa e delle spie, la truppa sbloccata. Cosa ci esce? Oro, granatiere, 2 bombardamenti che sono utilissimi. Abbiamo la misura leggendaria, bombardamento, fuciliere, Maduk, non so se sia buono o meno. A vedere, per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Wade.